Campofranco è sotto shock, non riesce ancora a credere alla tragedia che si è consumata ieri sulla statale 640 in territorio di Favara. Un aereo biposto precipita al suolo e muore il pilota. Era Salvatore Scannella, di 55 anni, Totò per gli amici. Era molto conosciuto, stimato e apprezzato. Nella sua città, Campofranco del Nisseno, tutti sapevano della sua grandissima passione per il volo. Un amore nato prima con il deltaplano e poi dopo il conseguimento del brevetto con il suo ultraleggero comprato dopo anni di risparmi. Colleghi e amici lo ricordano per la sua sconfinata disponibilità. Vuoi venire a vedere il mondo dall'alto? Chiedeva il pilota. Un giorno sulle nuvole portò l'ex viceparroco. Persino all'attuale sindaco Totò Danna chiese di fare un giro. Lo ammetto, racconta il primo cittadino, avevo paura e declinai l'invito. Totò era una brava persona, racconta, affidabile alla mano, molto conosciuta e non solo a Campofranco. Mi parlava spesso di quel suo aereo che teneva in una pista di Villaggio Mosè. Amava il volo e voleva condividere la sua passione anche con i suoi compaesani. Salvatore Scannella entrò in ANAS e ben presto fece carriera da semplice operaio in servizio alla sede di Bari, arrivò ai vertici dell'ufficio manutenzione di ANAS Sicilia. Era diventato un importante funzionario. Scannella da tempo metteva a disposizione il suo velivolo per la realizzazione di filmati dall'alto per conto dell'azienda. Oltre al volo, il suo grande amore era la famiglia. Scannella ha lasciato la moglie e 2 figli.